Vieni, passa, tanto passa, passa. Siamo in diretta, buon pomeriggio a tutti, Sport Easily, questo è l'R2
Open 2005, siamo in diretta, stiamo assistendo al match tra Monti Buscaino contro Cafieri De Simone. In questo momento, come vedete anche nella grafica, in vantaggio la coppia che è inquadrata più vicino a noi, ovvero De Simone Cafieri, vantaggio 2-0. Adesso servizio per la coppia Buscaino-Monti, nello specifico Buscaino. Risposta lunga al vetro di Costanza De Simone. A breve ci mettiamo in pari anche con la questione punti. Hanno breccato le ragazze De Simone Cafieri praticamente al primo gioco, servizio Monti, hanno breccato col punteggio di 40-15. Poi hanno mantenuto il servizio a 0 e adesso invece è una seconda tornata molto più combattuta. Qui errore di Monti, anche lei a vetro come poc'anzi della De Simone. Buscaino con la palla al centro, adesso prova l'attacco, prende De Simone, chiede scusa, dovrebbe essere adesso punteggio pari, 40 pari. Buscaino al servizio. Ricordiamo che questa è la semifinale del tabellone principale femminile, l'Open. Qua bravissima De Costanza De Simone a recuperare lo smash lungo linea di Buscaino. Alla gria ci è arrivata, poi Buscaino non è riuscita a ribattere dall'altro campo, quindi adesso è vantaggio esterno per la coppia De Simone Cafieri, che sono praticamente vicini al secondo break, che non riesce perché la risposta è lunga. Al campo numero 2 siamo invece in semifinale della quarta categoria maschile. Stanno giocando Smeraldi Tumminelli contro Cannarato Pinello. Una partita dai 3, 4, 5 volti. Primo set la coppia Smeraldi Tumminelli più volte in vantaggio è stata recuperata dalla coppia Cannarato Pinello, poi sono riusciti a vincere 7-5. Nel secondo set uguale praticamente l'andamento, stavano addirittura sopra 5-1, poi 5-2, alla fine in questo momento stanno servendo loro per il 5 pari, quindi tutto in equilibrio. A seguire ci sarà il match di semifinale dell'Open maschile. Intanto al campo 3 è finita, ha vinto la coppia Reina no, avete perso, quindi ha vinto la coppia Tutrone Palma, che hanno battuto in semifinale quarta categoria Reina, la coppia Reina, quindi andranno direttamente in finale di quarta categoria che si giocherà a seguire, quindi non prima delle 17:30. Quindi adesso entrano in campo al campo 3 Grillo Martinez, che giocheranno contro Abate Veloz. Questo è un bellissimo match al campo 3 che adesso sta per iniziare, si stanno solamente riscaldando. Al campo 4 invece già siamo in tema di finale terza categoria tra Alessi Asciutto contro Brancato Giacalone. Ma torniamo sul nostro campo, che è il numero 1, dove Cafieri De Simone stanno conducendo su Monti Buscaino. Adesso vantaggio per la coppia appunto Monti Buscaino, che serviranno per avvicinarsi, per portarsi sull'1-2. Noi trasmetteremo in diretta dal campo numero 1 grazie appunto a Salvo Gerace e Sportisili. Campo numero 1 che vedrà sicuramente la finalissima tra quelli che arriveranno fino in fondo dei maschietti, degli uomini. Sicuramente uno dei 4, una coppia dei 4 sarà quella composta da Abate Veloz, Grillo Martinez, che sono già al campo 3 pronti per sfidarsi in questa semifinale che è spettacolare.
qua bene Cafieri, non riesce a recuperare Monti, vantaggio esterno, quindi palla break per Cafieri De Simone, ma un altro errore in risposta, ancora pari. Fuori, vantaggio interno, servizio Buscaino. Questa volta non riesce a mantenerla Cafieri, quindi primo game per la coppia Monti-Cafieri, che adesso stanno perdendo 2-1, quindi 2-1 in vantaggio la coppia Costanza De Simone e Isabella Cafieri. Andiamo a vedere negli altri campi il punteggio, mi faccio aiutare da Rosario, 6-5 per chi riceve, quindi 5 la coppia Cannara Topinello, 6 la coppia Smeraldi Tuminelli, che hanno vinto il primo set e adesso si sta giocando del secondo, sono in vantaggio di un game nei confronti della coppia Cannarato Pinello. Ricordiamo semifinale, quarta categoria maschile. Al campo 3 stanno per iniziare il riscaldamento Grillo Martinez contro Abate Veloz, campo numero 3. Al 4 già c'è in campo la finalissima di terza categoria tra Asciutto e Ales. Ales Asciutto contro Brancato Giacalone. Poi ci faremo dire dai ragazzi il punteggio. Tornano in campo le ragazze, servizio De Simone, che batte per portarsi sul 3-1. Bello scontro a rete tra le 4 giocatrici, alla meglio De Simone, che non riesce a far punto diretto per la ottima difesa di Buscaino, che però poi nel recupero non la manda. (30-0) per Cafieri De Simone. (40-0) brava Costanza, che riesce a colpire sempre lungolinea e non riesce a difendere Buscaino, quindi 40-0, servizio lungo, palla del 3-1 per De Simone, preferisce un appoggio al centro. Qua un'ottima vibora e nulla da fare per Buscaino, che non la manda dall'altro lato. (40-15). Punto, colpisce Buscaino e la palla del 3-1 per Cafieri De Simone, che quindi mantengono il servizio, confermano quindi il break e adesso torna al servizio Monti per provare a restare attaccati alla partita e al punteggio di 3-2.
Aggiornamenti al campo 2, ancora 6-5. Questa è una bellissima partita, seppur una quarta categoria, ma i ragazzi stanno dimostrando che meritano questo ed altro. Qui ottimo il per 3 di Aurora Buscaino. È finita. Finita al campo 2, intanto vince la coppia Smeraldi Tumminelli 7-5, 7-5, e quindi vanno avanti Smeraldi Tumminelli che giocheranno in finale contro Tutrone e Palma. Praticamente uno scontro tra i circoli. Adesso 40-0 qui al campo 1 per Monti Buscaino. Stavo dicendo scontro tra 4 giocatori del Michi Club di Palermo per la quarta categoria. Qui errore di Monti 40-15. Giocheranno la finale di quarta categoria questi 4 ragazzi. Qui Monti non riesce a chiudere il colpo con il rovescio, quindi dà un'opportunità alle ragazze di potersi difendere dalla Cafieri De Simone. Qui ottima la difesa a rete di Monti. Adesso palla lunga di De Simone, game per Monti Cafieri, 3-2, e andrà al servizio Cafieri per provare a confermare il break e andare sul 4-2. Al campo 2 adesso si giocherà la semifinale maschile Open tra Terzo e Campo, che giocheranno in coppia contro Muñoz Pineda, partita ad alto coefficiente di spettacolo. Muñoz Pineda contro Terzo Campo. Terzo Campo ieri hanno vinto una partita incredibile, 7-6, 7-6 contro Feo Tornielli. Altrettanto incredibile il match che ha visto vincere appunto Muñoz Pineda contro Aguirre Alonso. Solamente al terzo set hanno avuto la meglio sui 2 sudamericani. E adesso si giocheranno questa semifinale. Al campo 3 sono ancora nel riscaldamento i ragazzi Grillo, Martinez, Veloz, Abate. Al campo 4 si sta giocando invece la finale della terza categoria. Ricominciamo a guardare le ragazze. È il sesto game, stanno conducendo Cafieri De Simone per 3-2. Qui errore di Monti, 15-0 Cafieri. Servizio vincente di Cafieri, 30-0.
Problema tecnico risolto in 30 secondi, vantaggio pari. Adesso dovrebbe essere 40-30, 40-30 per Cafieri Costanza De Simone, quindi palla del 4-2 e la fa nuovamente colpendo Buscaino. 4-2, 4-2 per Cafieri De Simone, e quindi adesso Buscaino servirà per provare ad avvicinarsi e a rimanere attaccati al punteggio, che adesso vede la coppia De Simone Cafieri sul 4-2. Volée lunga 0-15, 15 De Simone, 0 Buscaino. Quindici pari, altro servizio lungo errato più che lungo a rete di De Simone, il rovescio non riesce a far passare la palla, quindi 15 pari. Buscaino, Petro, per 3 Buscaino, altro per 3, quindi 30 Buscaino, Monti, 15 Costanza De Simone Cafieri. Si sta iniziando al campo 3 la prima semifinale maschile, quella che vede Grillo con Ricky Martinez contro Abate Veloz. Qua altro errore di Monti, che non riesce a mantenere in campo una volée di dritto. 30 pari. Buscaino, ottima risposta di Cafieri in diagonale, palla break, 30-40. Palla del 5-2 per De Simone, che adesso prova a colpire centralmente, qui invece indirizza la sfera su Monti, che ha l'opportunità di colpire, riesce con questa vibbora a cancellare la prima palla break di questo settimo game. 40 pari, servizio Buscaino. Fuori, vetro laterale, era buona l'idea di Costanza, non è riuscita però a mantenerla in campo. Adesso palla del 4-3, servizio Buscaino. Monti, 4-3, si cambia campo e andrà al servizio quando si ritornerà in campo De Simone. Aggiornamenti degli altri campi: nel campo 2 si stanno riscaldando, terzo campo contro Muñoz Pineda. Al terzo campo invece è iniziata già la partita tra Grillo e Martinez contro Veloz e Abate. Al quarto campo si sta giocando la finale di terza categoria.
diglielo a qualcuno, a Ninni, a Maurizio, gli dici che i bambini, quelli mannaggia nell'altro lato da sotto, perché stanno facendo affari, ce l'ha provato. Ottavo game, servizio De Simone. Zero 15. È lunga, 30 Monti Cafieri 0, 30 Monti Buscaino, scusatemi, 0 De Simone Cafieri. Altro errore di De Simone, manda la palla al vetro, 0,40, quindi ci sono 3 palle break per la coppia, è fuori. 4 pari, quindi recuperano il break che avevano preso al primo game di partita, quindi si torna in perfetta parità sia di game che di servizio. 4 pari. Monti 15-0 per Monti Cafieri, Monti Buscaino. Servizio lungo, seconda. E qui la griglia aiuta tantissimo, brava Elenia, 30-0. Brava Cafieri. 30-15. A Mimmo. A chi? Mimmo. Lungo 40-15. Due palle per il 5-4. Monti 5-4 per la coppia Monti Buscaino. Quindi recuperato il break e confermato il servizio. Adesso 5-4 per Monti Buscaino, andranno al servizio De Simone Cafieri. Al campo 2, campo terzo, stanno giocando contro Muñoz Pineda. Al campo 3 invece Martinez Grillo contro Velos Abate. Al 4 c'è la finalissima per la terza categoria, Asciutto Ales contro Brancato Giacalone. Tornano in campo le ragazze al servizio Cafieri, serve per mantenere appunto il servizio. Qui colpisce Cafieri Monti nonostante un saltello di Monti. 15-0. Io quando dico
Cafieri De Simone. 40-0. Vai al campo 4, ci vuole i bambini, devono giocare. I bambini sono i figli di Leandro e devono mettersi a giocare là sotto. Vetro, 5 pari, pallonetto troppo lungo, quello di Monti. Partita in perfetto equilibrio, semifinale donne. Bello scambio diagonale tra De Simone e Monti, che poi decide di andare in parallela. Difendono bene Cafieri e De Simone, adesso attaccano e dalla parte difensiva invece c'è Monti che sbaglia il pallonetto. Giusto l'urlo di De Simone. 0-15. De Simone vince lo scontro in diagonale con Monti. 0-30. Sta giocando bene Costanza questo game, che è un game molto importante, decisivo ai fini del set. È entrata in campo una pallina dal campo 2, quindi si ribatte, si ripete il punto. Aveva recuperato Cafieri, brava. Sono piccolissime. Manco se li sono in centro. 15-30. Altra pallina in campo e si interrompe il punto, quindi si ripete. 15-30. Si arrabbia giustamente De Simone, ma queste sono cose che nel padel purtroppo sono una costante. Pallonetto di Monti, De Simone è pronto e presente. Cafieri, ancora Monti che prova a superarla con un pallonetto, però Isabella mantiene quello che è la propria posizione. Qui si sta giocando praticamente tutto in diagonale con Monti. Qua invece Cafieri esagera, vedeva, sentiva l'odore del punto, ha voluto chiuderla. 30 pari. Importante questo punto per la coppia Monti-Buscaino, si trovavano 0-30, quindi rischiavano il break. Adesso perfetta parità, 5 pari, 30 pari. E qua aveva praticamente porta libera, quasi come un calcio di rigore. 40-30, errore di De Simone. 40-30, servizio Buscaino che ha la palla appunto del 6-5. Net, si ripete la prima di servizio. Punto decisivo di Ilenia Monti. 6-5 per appunto la coppia Monti-Buscaino,
che si sono trovati praticamente sotto nel punteggio quasi tutto il primo set, l'hanno recuperato all'8º game quando stavano sotto 4-3 sul servizio di De Simone. Adesso giocheranno l'ultimo game prima del tie break con nuovamente al servizio De Simone. Gli altri campi Prima fascia è solo... campo 2 e campo 3. Ah, prima fascia. Prima fascia dopo il no, campo Quello è Ricky Martinez, questo a destra di là. Quello a Terzo destra campo un a po' destra. sì, Sì. è prima fascia. Sì. Non ce n'ho due prima fascia. No, uno solo. Solo uno. No, quello più grande. No, no. No, Questo a destra. E allora torniamo, si chiacchierava sui giocatori presenti al torneo. Ricky Martinez nello specifico, che è l'unico giocatore del torneo che ha una classifica così alta da essere addirittura un prima fascia. Costanza qui fa il punto, il primo l'abbiamo perso, ma dovrebbe essere 15 pari, esatto. Hanno sfruttato l'errore in difesa di Monti, ma anche Buscaino hanno sbagliato entrambi. Qua Monti esagera. 30-15. Troppo lungo sembra, ebbene sì. 30 pari, attenzione. Questo sarà un punto molto importante. Punto molto importante. Servizio De Simone. Riceve Buscaino. 30 pari. Pallonetto di Buscaino. De Simone sbaglia. Palla break e anche palla set. 30-40. Set point per la coppia Buscaino-Monti. Set point. Errore brutto di De Simone. Voleva schiacciare ma l'ha steccata. Adesso Buscaino recupera un grandissimo smash di di Cafieri. Brava Isabella a fare il punto in parallela a Monti, annullando il break di vantaggio. 40 pari. Servizio De Simone. Servizio forse era largo. Sì. Altro punto in parallela di Monti e nuovo palla break per la coppia appunto Monti-Buscaino. Servizio di Simone, set point per Monti-Buscaino. Seconda di servizio. Errore di Monti, che prende il vetro in parallela. 40 pari. Era giusta la soluzione pesante, ma ha sbagliato i giri del suo smash. Quindi annullata la seconda palla break dalla coppia Cafieri, che adesso però ne hanno una terza, perché c'è appunto l'errore di Cafieri che manda la palla a rete. Vantaggio ancora una volta, set point per Monti-Buscaino. Pallonetto sembra buono quello di Monti.
Cafieri, fil di rete, bella la vola di Cafieri, centrale per Monti, prova l'attacco in diagonale, ancora in diagonale Monti, e qui si è costruito il punto benissimo. Questo è un gran punto di Monti che vale il 7-5, 7-5 Monti Buscaino. Questa se l'è costruita tutta lei. Cichita in diagonale e sulla difesa lungolinea 7-5 per Monti Buscaino al primo set. Erano sotto di un break, l'hanno recuperato e poi hanno vinto il primo set. Andiamo a vedere quanto stanno sugli altri campi, ci facciamo un giro per capire. Non lo sappiamo quel punteggio. 3-2 per? 3 Antonio. Antonio, grazie. Allora, al secondo campo la coppia campo terzo è sopra 3-2 al primo set. Adesso andiamo al campo 3 per farci un giretto e capire qual è il punteggio. Da noi è arrivato Il punteggio lo sappiamo? 3 pari senza break, quindi perfetta parità. Grillo Martinez, Veloz Abate. Andiamo al campo 4 per capire. Hanno vinto chi? Brancato Giacalone, quindi vincono terza categoria maschile Brancato Giacalone contro Alex Asciutto, quindi questo è già il primo risultato definitivo dell'Open 2005 R2, vinto per quanto riguarda la terza categoria da Giacalone e Brancato. Adesso sicuramente al campo 4 andranno le altre ragazze, perché c'è la seconda semifinale femminile tra Marotta e Auteri, questa coppia che giocherà al campo 4. Dell'area Marotta contro Auteri Cicciù. Penso al 4, non c'è, perché si è liberato. Ha vinto il primo set. 0-0. Vabbè, Cicciù. il primo tempo. Sì. Ciao Fe. Ciao. Ci può andare al campo 4 le donne? La terza Sì, finale? sì. Che non si è liberato. No, Feo. Allora, confermato al campo 4 andranno le ragazze, la seconda semifinale femminile, quella tra Dell'Aria e Cicciù contro Marotta e Auteri. Marotta Dell'Aria, Auteri Cicciù. Grazie. Noi abbiamo sempre mantenuto le immagini sul primo campo. Il nostro Salvuccio ha aggiornato il punteggio che è di 15 pari, servizio Monti, proprio come il primo set. Cominciato lei al servizio, ricordiamo che appunto il primo set è finito 7-5 per Monti e Buscaino. Qua non riesce a recuperare perché il doppio vetro ha ingannato prima Monti e poi Buscaino. 15-30. Tutti e quattro i campi sono impegnati. Ho mandato al 4 le ragazze. Sì. No, glielo date io. Sì, nuovo, glielo date apposta. Pallonetto lungo di De Simone. 30 pari.
quasi un miracolo quello di De Simone con l'aiuto del vetro laterale. Qua è un invito a nozze per Monti, un invito a nozze questo smash lungolinea, 40-30. Brava De Simone, 40 pari. Si stanno giocando le due semifinali maschili al campo 2 e al campo 3, mentre al campo 4 c'è la seconda semifinale femminile. Primo set a 20 lei. Sì, l'ho visto, no? Ora 0-0. Ho fatto buttare il secco. Vedo col braccino questa. Hai visto? Vantaggio Monti, scusate, De Simone. Quindi prima palla break. Parità. Spesso capita sul servizio, sulla ricezione del servizio De Simone il break, poi la risposta non è mai stata sufficiente, o comunque sia spesso. Qui un miracolo praticamente di Cafieri, più volte protagonista, e qua altro errore di De Simone. Quindi adesso è vantaggio Monti Buscaino, brava Isa a mantenere viva una pallina che sembrava già ampiamente morta. E qui altro errore di De Simone, vantaggio mantenuto ed è 1-0 Monti Buscaino, cambio campo. Questa volta il servizio l'hanno tenuto contrariamente al primo set, quando invece l'hanno perso. Chiedo al signor Abate il punteggio di Leonardo, 5-4? Quindi Abate Veloz sono sopra di un break e 5-4 al primo set della semifinale Open maschile su Martinez Grillo. Ah sì? Quanto... però aspetto che succede la cosa. Servizio Cafieri 0-1. Rete, dritto a rete di De Simone, 0-15. Terzo campo, Semifinale Open maschile, anche l'altra. 0-30, altro errore questa volta di Cafieri, altra volée a rete, 0-30. Buscaino recupera una buona volée di Cafieri, qua Monti al centro. Wow, bravissima De Simone, comunque sia Monti riesce a mantenerla viva. Questa no, 0-40, 3 palle break. 3 palle break per la coppia Monti Buscaino sul servizio Cafieri. Servizio fuori, 15-40. Annullano la prima palla break. Servizio fuori, seconda. E qua è fuori. Break
al secondo gioco del secondo set. Monti Buscaino conducono 2-0. Complimenti a Brancato e Giacalone per la vittoria della terza categoria. Complimenti ragazzi. Bravi. Hanno portato fortuna alle Questa è semifinale. Servizio Buscaino, stanno vincendo 2-0 le ragazze. 15-0. Sono in un momento positivo le ragazze più lontane dalla vostra inquadratura. Qualche errore di troppo invece per De Simone Cafieri, che avevano iniziato benissimo questo sia il primo set che comunque sia in generale la partita. Qui errore di Monti, che ha provato a chiudere subito il punto invece di provare a costruire, quindi è 15 pari. Altro errore di Monti, che continua a cercare il punto diretto. 15-30. Questa volta entra lo smash di Monti, 30 pari. Buscaino, servizio, ecco altro errore di Monti. Hanno fatto 3 punti le ragazze di Simone Cafieri con 3 palle lunghe di Monti, palle al vetro. Palla break 30-40. Pallonetto lungo, 40 pari, annullata la prima palla break. 40 pari. Qua prova di giustezza, ecco a Buscaino molto bene in parallela, vantaggio per la coppia Buscaino-Monti, che si sono ritrovati a un certo punto a dover difendere 2 volte il break. Ce l'hanno fatta. Buscaino. Qua brava Aurora di rovescio. 3-0 per Monti Buscaino. Secondo set, primo set l'hanno vinto 7-5, il secondo 3-0. Diamo uno sguardo agli altri campi, qui terzo la fa uscire quasi fuori. Chiediamo alla nostra inviata al campo 2 il punteggio. 45 di game. 5-4. 5-4, bene. Qua bella difesa di Munoz, che però è troppo lunga. Vediamo al campo 3, stavano sopra 5-4 il servizio, vediamo se hanno chiuso il 5 pari, quindi break ripreso. Ora però 6-5 grillo. 6-5 grillo e servizio Veloz Abate. Ok, quindi hanno recuperato il break che mancava. - 5-4 invece per Munoz terzo. E qui ricominciamo al campo 1. Siamo 3-0 per la coppia Monti Buscaino al secondo set, dopo che il primo appunto l'hanno vinto. Qua bene come idea Monti, bravissima costanza a difenderla, poi nella volée di chiusura troppo lungo il colpo di Monti e quindi è 15-0. Errore brutto, comodo perché era facile, almeno sulla carta. Per noi dall'esterno è sempre facile, chiaramente all'interno ci sono le ragazze. 15 pari. Comunque ottima partita quella di Costanza, soprattutto nel primo set, ma così come di Isabella, 8 e 4 stanno giocando un grande match che si è in questo momento deciso chiaramente su quelli che sono gli episodi. Anche qui Cafieri, ottima l'idea in parallela, la palla sporcata dal net e poi andata fuori. 15-30. Qui pallonetto al fil di vetro.
Brava qua Buscaino a non perdonare questo assist. E stiamo 15-40, quindi altre due palle break, quindi palle del 4-0 per Monti Buscaino. 15-40. Prima palla break se ne va in risposta 30-40, Buscaino riesce a tenere la pallina in campo. 30-40. De Simone la mette in campo, Monti la recupera ancora De Simone, c'è Buscaino che però è sulla traiettoria e qui errore di Monti che non riesce in demi-volée a far passare la pallina. Brava Buscaino ad aver recuperato uno smash di De Simone col doppio vetro. 40 pari, quindi annullate due palle break, si poteva andare sul 4-0 ipotecando la partita, invece è non aperta ma ancora di più perché sono adesso sopra le ragazze De Simone e Cafieri per la palla del 3-1. E qua Monti sbaglia un rigore a porta vuota. 3-1. Servizio Monti. Il break di differenza tra le due formazioni è solamente di 1, come lo era anche nel primo set, però a parti invertite, erano sopra le ragazze di Simone Cafieri. 0-15. Servizio fuori. E qua non riesce a mantenerla viva, brava Monti con il rovescio. 15 pari, spesso e volentieri non colpire la palla per far punto subito è la soluzione migliore, meglio provare a costruire, a fare un colpo più intelligente come quello che sta facendo adesso Cafieri, che infatti fa il punto. 15-30, si porta di un pelino in vantaggio la coppia Costanza De Simone Isabella Cafieri. 15-30, servizio Monti. Palla fuori, secondo servizio. Fuori, rovescio lungo, 30 pari. Applausi si sentono dal campo 3, poi ricordiamo che alla finale maschile si giocherà proprio davanti ai nostri teleschermi, perché insomma lo spettacolo sicuramente sarà garantito. Monti, difficile difendere questo smash e quindi vi faccio vedere alla grafica 40-30 se non sbaglio, sì? Quindi palla del 4-1 per Ilenia Monti, 40-30. Brava Ilenia, ma soprattutto brava Aurora che gli ha costruito un punto con il rovescio in lungolinea. 4-1, quindi mantengono il servizio che hanno rischiato di perdere per due volte. Due palle break annullate per le ragazze Monti Buscaino, quindi 4-1. Il primo set è finito? Hanno vinto? 1-1 stanno. Il primo set chi l'ha vinto? Ah, loro. Ok. Primo set, qua siamo al campo 2, invece campo terzo. Hanno vinto il primo set i ragazzi di
Palermo, Antonio Campo e Antonio Terzo, e adesso stanno 1-1 al secondo contro Pineda Muñoz. Al campo 3, primo set che si sta giocando al tie break tra Ricky Martinez e Grillo contro Abate Veloz. 4-2, stanno cambiando campo. 4-1 il secondo set, le ragazze. Qua? 4-2 al tie break, primo set. 4-2 per chi? Abate. 3-2? No, 4-2 al tie break per Abate. Allora, sentite parlare anche sottofondo perché ci andiamo a informare pure quali sono i risultati degli altri campi per darvene anche a voi notizia. Punto Monti che becca la griglia, non può difendere De Simone, era il primo punto del game appunto, 0-15. Brava qua Costanza a difendere una bellissima uscita di Monti, e qui è difficile invece andarla a prendere perché Monti quando ha il campo aperto riesce a smashare e far tornare la pallina dove nessuno può poi più recuperarla. 0-30, 4-1 per Monti Buscaino. Fuori il dritto di Monti al volo, 15-30. Punteggio è 7-5 primo set per Monti Buscaino, adesso 4-1 sempre Monti Buscaino, 15-30. Adesso Monti la recuperano in qualche modo e quindi ancora l'azione qui. Qua Monti poi sbraccia con il rovescio, la manda lunga, 30 pari. Quattro a 1, 30 pari, anzi 1-4, 30 pari. De Simone, qua Monti prova una controparete che non riesce, 40-30. Ancora è dentro, ancora è viva, e qua brava Buscaino, qui molto un po' fortunata, bisogna dirlo, Monti nella difesa della parete. 40 pari. Cafieri, servizio a rete, seconda. Buscaino con una risposta spettacolare, un rovescio a fil di rete che vale una palla break, quindi palla del 5-1. Qua ancora Buscaino in diagonale, Monti continua la parallela, visto che ha visto in difficoltà Cafieri, potrebbe anche smashare qui, Monti invece no, c'è De Simone, Monti centrale, bel punto questo le ragazze che provano ad avere la meglio sulle avversarie, alla fine vince lo scambio la Buscaino, 5-1, secondo break della coppia Monti-Buscaino, nonostante le ottime difese sia di Cafieri che di De Simone. Adesso le ragazze più lontane dalla vostra inquadratura andranno a servire per il match sul punteggio di 5-1, Buscaino al servizio. (0-15). Ha provato una Chiquita
Monti, colpo difficile da realizzare, qui riesce invece Lungolinea, ha cambiato obiettivo, è un colpo che fa poco, infatti non se lo aspettano gli avversari, ma riesce. 15 pari. Volè, qua avrebbe modo di sparare, lo fa Lungolinea. Cafieri la conosce bene, sono compagni di squadre, infatti spesso giocano in coppia, Cafieri a destra e Monti a sinistra. Questa volta si trovano avversari, qui errore di rovescio di De Simone, 30-15, 2 palle per il match. Servizio Buscaino, 30-15, 5-1. Pallonetto fuori, match point per Monti Buscaino. Match point, ne hanno 2, 40-15. Buscaino, servizio è dentro, Monti prova qui un pallonetto di rovescio, altro errore, 40-30, secondo match point, servizio Buscaino, 40-30. Servizio che perdono, o meglio, perdono il vantaggio, il servizio rimane ancora attivo perché stanno 40 pari, hanno avuto 2 occasioni per chiudere il match, non ci sono riuscite, anche bravura chiaramente delle avversarie a non mollare un sol colpo. Qui forse è lungo, anzi no, bella uscita di parete, brava qua Cafieri nella stop volley. Ottima la difesa anche qui di De Simone, brava, bellissimo il colpo di Monti e brava De Simone nella difesa della propria diagonale. Adesso è palla break. De Simone e Cafieri stanno difendendo benissimo, ma non abbastanza per questo colpo di Monti, ancora pari, 40 pari. Buscaino, pallonetto, Monti potrebbe sparare, invece riesce in uno smash controllato, qui ancora difesa di Monti. Recupero non in campo, altro match point per la coppia Monti-Buscaino. E la chiude Monti, 6-1, finisce così il match al campo 1, Monti, Buscaino battono Cafieri, De Simone 7-5, 6-1, il risultato secondo me è un po' troppo pesante per quello che si è visto in campo, perché hanno giocato veramente molto bene le ragazze Cafieri e De Simone, ma non abbastanza per opporsi a Monti Buscaino, che quindi si guadagnano l'accesso alla finale dell'Open femminile. Adesso al campo 1 ci sarà sicuramente la finale, penso, della quarta categoria. Qui Ales purtroppo non ha vinto la finale, è arrivato secondo alla terza categoria. Complimenti Marco, Grazie. che comunque sia vincerà un gettone anche lui. Adesso vediamo il direttore di gara chi metterà in campo. Noi intanto la diretta come audio la stacchiamo, riprendiamo l'audio quando torneremo in campo.
iniziata da poco, diciamo, da qualche minuto, la finale di quarta categoria maschile. In questo momento sono in vantaggio, adesso aggiorniamo la grafica, i ragazzi che stanno servendo, che hanno già breccato, ovvero Tutrone Palma 1-0, adesso si stanno portando, già sono 30-0, stanno procedendo spediti, hanno iniziato sicuramente meglio rispetto ai loro avversari. È una finale praticamente tutta casalinga, perché tutti e quattro i giocatori fanno parte del Mickey Club. Palma Tutrone hanno vinto contro Reina e Reina, mentre Smeraldi Tumminelli hanno vinto contro Candariato Pinello. Parliamo di quarta categoria, finale quarta categoria. Chiaramente alla fine, al termine di questa partita ci sarà la finalissima maschile, che sinceramente ancora non sappiamo da chi verrà giocata, perché si stanno praticamente divertendo, stanno facendo divertire tutti. Nei campi 2 e 3 i ragazzi che sono in campo, da una parte terzo campo contro Muñoz Pineda e dall'altra Abate Veloz contro Martinez e Grillo. Quindi partite che sono tutte praticamente al terzo set, sono in campo dalle 4:30, fate voi il conto, sono quasi le 6, praticamente un'ora e mezza di partita e ancora devono giocare almeno un altro set. Quindi infatti andranno poi al riposo, andranno al riposo e poi giocando la finale. 2-0 per Tutrone Palma. Adesso Tumminelli, anzi Smeraldi al servizio, per provare ad andare quantomeno sul 2-1. Praticamente questi ragazzi avranno giocato contro un sacco di volte in allenamento, soprattutto perché insomma tutte e quattro sono del Mickey Club Palermo, che quindi ha piazzato praticamente 4 giocatori in finale e sta cercando di mandarne altri 2 per quanto riguarda l'Open, perché Martinez e Sanchez fanno parte anche loro della squadra palermitana, che chiaramente nel femminile possono già vantare una finalista, che è Elenia Monti, che ha vinto la semifinale 1 donne 7-5-6-1 contro Cafieri De Simone. Smeraldi, se non ho visto male, 40-30 è il punteggio. Adesso proviamo a capire. Sicuramente 2-1 il punteggio come game per Tutrone Palma. GG, finita? Quanto sei punteggio? 5-7-6. Grande match al campo 2 terminata in questo momento, vince la coppia, qua stanno 2-1 per Tutrone Palma, mentre è la prima finalista dell'Open maschile 2005 R2 Sport sono Antonio Campo e Antonio Terzo, che hanno vinto 7-5, 7-6 contro Muñoz Pineda, partita praticamente equilibratissima, decisa solamente agli ultimi game. 7-5, 7-6 vuol dire che praticamente se le sono date di santa ragione, e hanno vinto i 2 ragazzi palermitani, che sono quindi i prossimi a entrare al campo 1 al termine di questa partita. Quindi Antonio Campo e Antonio Terzo sfideranno 2 tra chiaramente Abate Veloz o Martinez Grillo. Qualunque sia la finale, sarà uno spettacolo. Ricordo, qui al campo 1 manderemo in diretta questa di qua, quella maschile, mentre al campo 2 giocherà la femminile. L'esito, già il primo esito che possiamo dare a livello di vittorie, seppur di sezioni intermedie,
è quella tra Brancato e Giacalone, che hanno vinto la sezione intermedia di terza categoria in finale contro Alessi Asciutto, quindi gettone anche per loro. (2 a 1 per Tutrone Palma, che adesso sta servendo, non sappiamo i parziali, ma non è un problema perché tanto questo è fuori. Importante è sapere i game alla fine. Sicuramente è 2 a 1 per Tutrone. Smeraldi prova il pallonetto, Tutrone riesce a difenderla, poi Tumminelli non scavalca abbastanza da mettere in difficoltà Tutrone, poi Palma prova il lungolinea, qua Tumminelli sbraccia con il dritto. Se non ho capito male stanno 40 pari, proviamo a capire se è reale. Vantaggio Tutrone. Tutrone che mantiene il servizio, quindi 3-1 per Tutrone Palma. Applausi a scena aperta, campo numero 3. Errore di Tumminelli, palla al vetro. È la partita clou. Ho posseduto un merda, avevo messo malissimo, ma secondo me altri 50. Sì, che c'è Leandro. C'è la numero 6. 4-1 per Tutrone Palma. 4-1 confermi? C'è pure lei. Sondaggi supplementari. Mamma mia. Mamma mia. Servizio Palma. Fuori 0-15. Vediamo, ci avviciniamo in campo 3 per capire il punteggio. Qua servizio, o meglio, risposta sbagliata di Veloz. Ma che siamo qua?
Del 0-3. Sì, però non 3. Secondo set. È il primo set che l'ha vinto. E ora vincono loro 3-0. Fuori. 1-3, giusto? Le immagini sono sul campo 1, ma qui con la voce siamo al campo 3. Il primo set vinto da Abate Veloz. Il secondo si sta giocando al tiebreak 4-1 per Grillo Martinez. Al campo numero 4 le donne, semifinale. Si sta giocando dell'aria è Marotta contro Cicciu e Auteri. Palma sbaglia qui. (30-40). Punto di Tutrone, 40 pari al campo numero 1. Buono, buono. Perdono il servizio e quindi è 2-4. Sono al terzo. Terzo set intanto al campo numero 3, quindi hanno vinto Martinez Grillo contro Veloz e Leonardo Abate. I punteggi ho spento.
Edoardo, usci da questo film. Vieni. Ancora 5 ore. Oh. Sì.
Partiti? Ci siamo, finale Open maschile, più vicino ai vostri schermi la coppia Veloz-Abate. Veloz gioca a destra, Abate a sinistra, lontani invece dai vostri schermi Antonio Campo, Antonio Terzo, in questo caso Antonio Campo con magliettina bianca, maniche rosse, Antonio Terzo invece gioca a sinistra con la maglia blu. Finale Open 2005 maschile, iniziata con un po' di ritardo sia per l'attesa della finale della quarta categoria vinta da Smeraldi Tumminelli al terzo set contro Tutrone Palma, e poi anche perché un po' di pioggia ha rallentato le operazioni di riscaldamento dei ragazzi, che però adesso sono regolarmente in campo. Campo numero 2 invece ci sono le donne che stanno giocando appunto la finale femminile, Buscaino Monti contro Auteri Cicciù. Adesso vi aggiorniamo anche sul loro punteggio, qui chiaramente siamo ancora 0-0. Veloz pallonetto, Campo a rete, 1-0 per Veloz Abate. Quindi subito break, adesso serve Veloz per cercare di mantenere il servizio, errore di campo, 15-0. Veloz al servizio, terzo in risposta. Veloz lungolinea a sorprendere Terzo, 30-0. Fuori, palla lunga, la volée di rovescio di Veloz si spegne sul vetro, 30-15. (40-15). (2-0). Mantiene il servizio anche Veloz, adesso sarà il turno di Terzo, 2-0 per Veloz Abate. Colpito Veloz, 15-0, fortunatamente prende solo i piedi di Veloz, 15-0. (30-0). Questa volta a colpire Veloz è Campo. (40-0). Anzi no, scusatemi, 30-15. 30-15. 40-15. (40-30).
2-1, sbaglia la volée Abate col dritto, tiene il servizio questa volta la coppia campo terzo. 2-1, adesso andrà al servizio nuovamente Abate. Vediamo quanto stanno al campo 2. Servizio Monti. Robby, punteggio? 4 pari. 4 pari il punteggio. Al campo 2 Monti, Buscaino, Auteri, Cicciu. 4-4. Non l'abbiamo inquadrata, ma c'è stata una bellissima chiusura di situazione da parte di Monti. Adesso ricominciamo. Abate al servizio. Il net aiuta la risposta di campo 0-15. Bellissima difesa di terzo, qui Veloz ha lisciato lo smash, fortuna sua c'era Abate dietro pronto a coprire. 15 pari. Campo non riesce a recuperare. 15-30. Ci aveva provato Veloz, tagliata la palla di campo. Abate 30 pari. Punto costruito dalla volée profonda di Veloz, coperta come meglio non poteva da campo. Poi insomma Abate non poteva fare altro che chiudere in questa maniera. Ancora terzo, ottima difesa, c'è un'uscita di parete, vediamo cosa decide di fare Abate. Decide di forzarla, non la para terzo e quindi si va sul 40-30, quindi la palla del 3-1 per Abate. Volée profonda, difende terzo che non riesce a controllare il vetro, chiaramente sarà un pochettino umidiccio. 3-1. Adesso servizio campo. E questa non si prende più. Per 3 di campo. (15-0). Ha toccato la rete, quindi invasione 30-0, ma c'era arrivato Veloz, l'aveva presa, l'aveva pure mandata in campo, ma non vale perché ha invaso la rete avversaria, quindi è 30-0. Questa è buona. 30-15, non riesce a trovare il grip con il campo terzo che non piove più già da una decina di minuti, ma non riesce ancora
probabilmente essere asciugato al 100%. 30-15. Veloz a questo pallonetto e qua sbaglia incredibilmente, non è un errore chiaramente da Veloz, ha provato a chiuderla direttamente, l'idea era pure giusta. (40-15). 40-30. Fuori. 3-2.
Ci siamo tornati con l'audio. 40-30, adesso 40 pari, 2-4. Servizio out, quindi seconda. Ancora questo ponetto altissimo che decide di contraccambiare anche terzo. Abate, va anche lui di pallonetto. Abate, vantaggio esterno, quindi palla break e quindi palla del 5-2, scusate. Sbaglia lo smash terzo. 5-2, quindi al cambio di campo Veloz, Abate serviranno per il match. Vediamo che succede al campo 2 dove ci sono le ragazze. Com'è? Hanno vinto loro 6-4. Ora stanno 1-1. E allora, come sentite sovraimpressione, cioè da quello che vi ho detto, il primo set è stato vinto dalla coppia Monti-Buscaino che hanno vinto 6-4, adesso invece stanno 1-1, stanno continuando a giocare. Qua, bellissima uscita di parete di Monti, non la vedete inquadrata. Nei maschi invece c'è un attimo di pausa in attesa che magari la pioggia dia un po' di tregua, anche se è una pioggerina molto, molto bassa di intensità, ma continua. Le donne invece continuano a giocare. Buona la difesa di Buscaino e poi l'attacco di Monti. Al campo 1 si è interrotta la finale. Dile quant'è? I palle. C'è casa? Porca puttana. Ma è sospesa temporaneamente, non stanno aspettando. Ma eventualmente domani. Attento alle cozzate, no?